Siamo quindi alla quarta puntata, al quarto incontro su questo argomento. Sono un membro di chiesa. Iniziamo quindi ad affrontare il terzo capitolo del nostro libro. Abbiamo fatto un'ampia introduzione su che cos'è la chiesa locale, sull'importanza di esserne membri. Abbiamo parlato 2 volte fa di essere membri diligenti di chiesa, e per esserlo dobbiamo sentirci parte di un insieme omogeneo ed è il corpo di Cristo. Abbiamo visto la volta scorsa che dobbiamo impegnarci a favorire l'unità nella Chiesa. Facendolo dobbiamo soffocare ogni pettegolezzo, dobbiamo avere uno spirito e un'attitudine di perdono in ogni caso, di essere disponibili al perdono così come il Signore ha perdonato noi. E questa sera affrontiamo il capitolo numero 3 di questo testo. Per quanti non hanno seguito prima, stiamo facendo riferimento a questo libro che si intitola Sono un membro di chiesa. Stiamo traendo da qui gli spunti biblici su cui fare anche delle considerazioni come chiesa locale di Arona, e anche soprattutto alla luce delle scritture. Stiamo facendo uno studio biblico, quindi dovete proprio intendere la riunione del mercoledì e la riunione del venerdì come la nostra riunione interna di chiesa, e poi la domenica, come sapete, abbiamo il nostro momento per la predicazione della parola. In qualche modo, in questo modo vogliamo sentirci parte del culto di adorazione che offriamo al Signore di domenica. Capitolo 3 di questo libro, l'argomento è: non imporrò i miei gusti e desideri alla Chiesa. Il tema di questa sera è il tema del servire. Lo fa l'autore mettendo in risalto proprio la volontà di non imporre la propria personale visione a tutto il resto della Chiesa, ma anteporre il bene degli altri al proprio. Lui inizia il capitolo ricordandosi di quando i suoi figli erano piccoli e quando da piccoli, litigando, venivano poi sgridati oppure facevano i capricci. Lui diceva che i suoi 2 figli poi a volte si scontravano duramente perché nessuno voleva cedere per favorire l'altro. E dice il testo: i cristiani delle volte sono capaci di comportarsi come quei bimbetti fastidiosi e capricciosi. Quando certi membri di chiesa si fanno prendere dai 5 minuti, forse non arrivano a buttarsi a terra urlando e battendo i pugni, ma poco ci manca. La cosa strana dell'essere membro di una chiesa è che in realtà si rinuncia alle proprie preferenze una volta parte di un insieme di credenti. Ora, non vuol dire che tutte le cose ci debbano piacere, ma noi siamo all'interno di una chiesa non per soddisfare le nostre necessità, ma per servire e soddisfare le necessità degli altri, servire il prossimo, dare agli altri e sacrificarci. Ecco allora che non imporre i propri desideri ha un senso, non è un'imposizione così senza alcun motivo, no, c'è proprio il senso di servire gli altri. Il Signore usa la metafora del servo per farci comprendere quale deve essere l'attitudine di un membro di chiesa all'interno della chiesa. In Marco capitolo 9 al verso 35, dopo che i discepoli, nonostante fossero costantemente alla presenza del Signore, iniziarono a discutere su chi di loro doveva essere il più grande, il primo, dopo aver ascoltato questa conversazione, il Signore, è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo
al capitolo 9, lo leggo, Marco 9, 35. Gesù sedutosi chiamò i 12 e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Il Signore usa la metafora, la figura del servitore, che era chiara chiaramente al tempo della scrittura, e quindi i discepoli lo compresero bene. Ma quando il Signore insegna ai discepoli di quanto riguarda il servizio, non sta insegnando solo ai 12, in realtà ha a che fare anche con me e ha a che fare anche con voi in quanto membri di Chiesa. Il nostro scopo non dovrebbe essere di mettere al primo posto i nostri gusti, quello che vogliamo noi. Si suppone che noi dobbiamo essere gli ultimi e non i primi, e quindi dobbiamo avere l'attitudine del servo. La parola servo compare nel Nuovo Testamento 50 volte, e se aggiungiamo il verbo servire nelle sue varie coniugazioni sempre nel Nuovo Testamento abbiamo altre 50 volte, quindi il termine servo, servire è un termine che compare un centinaio di volte nel Nuovo Testamento. Cosa vuol dire questo? Che servire è un concetto importantissimo nella scrittura. Gesù ci ha ordinato di essere gli ultimi tra tutti e di servire gli altri, e direi che non corrisponde per niente tante volte alla nostra attitudine, anche come membri di Chiesa. Molti impongono i propri gusti, i propri desideri, la propria maniera di fare le cose. Invece Gesù ci ha consigliato, anzi Gesù ci ha ordinato di servire il nostro prossimo. In Efesini capitolo 3 Paolo ripropone l'insegnamento di Gesù, lo fa proprio e dice: il Vangelo di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. Paolo sta parlando alla chiesa di Efeso e dice: io sono stato fatto da Dio su sono servitore del Vangelo, sono servitore della sua opera, e quindi in qualche modo sono servitore della sua chiesa. E c'è qualcosa però che non si può scoprire se noi non decidiamo di diventare gli ultimi in favore dei nostri fratelli, ed è una gioia particolare che è riservata proprio a questo modo di servire il Signore. La vera gioia di appartenere a una chiesa si scopre quando noi impariamo non a pretendere che si faccia secondo la nostra posizione, ma a mettere davanti gli altri e servirli, metterli davanti ai nostri propri diritti e ai nostri propri interessi, mettere da parte le nostre cose per servire gli altri. Questa attitudine nella Chiesa riserva una gioia che non è descrivibile, non è raggiungibile in nessun altro modo. Questo significa essere membro di Chiesa. Ora, non deve rimanere nel nostro cuore l'idea che essere membro di Chiesa significa fare questo, fare quell'altro, una serie di imposizioni. C'è una benedizione particolare nel far parte del corpo del Signore. È un privilegio grande. E quando noi serviamo il Signore, anche servendo i nostri fratelli, mettendo indietro i nostri interessi in favore del bene della nostra comunità, in quello c'è una gioia indescrivibile che diventa per noi fonte di benedizione. Quindi noi stiamo parlando di ricercare la benedizione che il Signore ha riservato a quelli che lo servono. Mettere gli altri al primo posto. Questo è il secondo punto di questo capitolo, che nasce nelle considerazioni dell'autore dopo una ricerca che lui insieme a dei credenti avevano fatto. Questa ricerca
faceva delle domande a delle chiese che erano estremamente riversate su loro stesse, e quindi il concetto di farsi indietro a favore degli altri era poco vissuto. Quando si è riflessi su se stessi, c'è un errore nella schermata, i risultati sono, questo è un po' il resoconto di questa ricerca. Innanzitutto ci sono guerre liturgiche nella Chiesa. Scusate, ma ho perso la chiamata. Perfetto. Questa sera abbiamo proprio il bello della diretta. Dicevamo, innanzitutto ci sono guerre liturgiche, che cosa vuol dire? Guerre all'interno della Chiesa per far prevalere una posizione contro l'altra. Ogni modifica viene vista male, si pretende una musica in un determinato modo, l'ordine del culto non può essere toccato oppure deve essere toccato, si accettano determinati schemi di riunioni pubbliche e altre no. Ecco, quando si è riflessi su se stessi ci sono guerre liturgiche, cioè le guerre riguardo al modo di condurre le riunioni o i programmi di chiesa. Ci sono queste guerre perché ognuno vuol far prevalere la propria visione. Voglio dire una cosa a tutti i membri di chiesa, giovani e anziani, noi siamo un corpo unico e quindi non possiamo far prevalere la nostra visione delle cose sugli altri. Questo vale per i giovani che tante volte vorrebbero svecchiare un po' la Chiesa, ma vale soprattutto per gli anziani che tante volte vedono un'iniziativa che è nuova come se non sia da parte del Signore, e questo non è nient'altro che manifestare un senso di egoismo, nel senso che si è così sereni delle proprie abitudini anche ecclesiastiche che non si riesce a concepire un cambiamento. Ecco, tutto questo non fa nient'altro che creare guerre intestine, guerre all'interno della Chiesa, che quindi in qualche modo rivelano che siamo concentrati sul nostro interesse invece che mettere davanti l'interesse degli altri. Altre cose che vengono generate quando non mettiamo gli altri al primo posto sono lunghe riunioni su temi minori. Questo era il risultato di questa ricerca. Si perde tanto tempo in cose che non hanno fondamentale importanza, ma solo perché piacciono a uno, piacciono all'altro, temi poco rilevanti. Invece si parla poi poco dell'evangelizzazione, diremo qualcosa a riguardo, e si parla poco del manifestare l'amore cristiano, la comunione fraterna. Piuttosto se non si riesce a trovare una soluzione si preferisce dire io me ne sto nel mio. Quando una Chiesa è riversata su se stessa ci sono questioni patrimoniali, le strutture, le attrezzature della Chiesa, il locale, il mantenimento delle sale, degli edifici diventa la questione più importante, quando ci dimentichiamo che ciò che è importante invece è la salvezza delle anime per il Signore. Tante volte però una Chiesa riversata su se stessa è una Chiesa che anela ad avere un locale di culto perfetto, impeccabile, invidiabile dagli altri, avere le migliori attrezzature, perdendo anche a volte anche nella semplicità per cercare un professionismo che diventa arido, a sfavore invece del cuore del cristianesimo, che sono le persone che devono essere raggiunte dal Vangelo di Gesù Cristo. Quando una Chiesa è riflessa su se stessa è una Chiesa al servizio dei programmi e non delle persone, quindi c'è il proliferare
di tante attività, non che siano sbagliate le attività, senza programmi non riusciamo ad andare avanti, altrimenti sarebbe tutta anarchia, però una Chiesa riversata su se stessa si dimentica che i programmi sono essi stesso al servizio del Vangelo, al servizio del raggiungimento delle anime, della vera vocazione della Chiesa, che è mostrare, essere luce al mondo, mostrando quello che il Signore ha fatto nel nostro cuore, salvandoci e facendoci nascere di nuovo. Quando una Chiesa è riversata su se stessa, gli impegni finanziari di una Chiesa, ogni Chiesa ha impegni finanziari, perché il Signore permette di avere anche una certa disponibilità economica perché sia messa al servizio del Vangelo. Quando una Chiesa è riversata su se stessa, anche le possibilità economiche sono concentrate su problematiche interne. Ed è un problema questo, quando i soldi sono spesi soltanto per la manutenzione del locale, non sono spesi per l'evangelizzazione, non sono spesi per i bisognosi. Quando una Chiesa è riversata su se stessa, fa questo, e quindi pensa a sé, mette prima se stessa, e questo non è nient'altro che un riflesso del carattere di ogni singolo membro. È capitato a volte che membri abbiano borbottato perché si era speso poco per esigenze interne del locale, della struttura, e invece si era speso troppo per l'evangelizzazione. Questo è un segnale d'allarme che ci deve un po' far riflettere. Quando una Chiesa è riversata su se stessa, ci sono esigenze spropositate rivolte al pastore. Ecco, io in quanto pastore, qualcuno potrebbe dire, ecco, se l'è scritta apposta per tirare acqua al suo mulino. Non è così. Infatti sono tranquillo che mi sto affidando alla traccia di un libro che non ho scritto io, viene da molto lontano, quindi nessuno mi accusi che questo punto l'ho inserito io, e anche poi altri argomenti che verranno fatti. Una Chiesa riversata su se stessa ha esigenze spropositate nei confronti dei propri responsabili. Tutti i membri di Chiesa meritano la dovuta attenzione e preoccupazione del pastore, soprattutto in tempi di necessità e di crisi. Tuttavia, questo diventa un problema quando i membri si aspettano di essere seguiti dal pastore anche in questioni minori. È impensabile aspettarsi visite pastorali con regolarità soltanto perché apparteniamo alla Chiesa. Ora, non che questo non debba esserci, ma quando il pensiero è fermato solo al fatto che non siamo stati visitati, non siamo stati pensati, allora noi stiamo mettendo noi stessi verso gli altri. Forse questo pensiero, se ci fermiamo un attimo, dovrebbe farci riflettere che qualcuno, mentre noi ci lamentiamo del ricevere poca cura, qualcuno ha bisogno forse della nostra stessa cura, della nostra telefonata, di una parola buona, ma a volte non lo facciamo perché ci stiamo concentrando sul fatto che noi non l'abbiamo ricevuto. Servire e mettere gli altri al primo posto significa anche questo. Quando una Chiesa è riversata su se stessa, recrimina soltanto diritti. Mi aspetto che ci sia questo, mi aspetto di ricevere un trattamento particolare, e quindi questo crea un danno, crea una scissione nel cuore, nei sentimenti, tra quel credente che non si sente più parte di un'opera che va avanti anche col suo contributo, ma si sente un credente che deve ricevere soltanto. Quando una Chiesa è riversata su se stessa, c'è più preoccupazione per il cambiamento che per il Vangelo. Qualsiasi modifica nella Chiesa, seppure apparente, suscita l'ira di molti. Mi ricordo che un fratello una volta raccontava, un pastore, che era appena arrivato in una chiesa, aveva appena iniziato il suo incarico, e lui diceva che doveva togliere un grosso organo che non suonava più nessuno, e toglieva molto spazio anche per poter mettere un piano con dimensioni un po' più piccole. Ma appena lui propose ai fratelli, dato che non si usava più quell'organo,
di toglierlo e far spazio ad altre cose che sarebbero state più utili alla Chiesa, lui raccontava che la vecchia generazione dei credenti di quella chiesa si scagliò contro di lui dicendo assolutamente no, questa chiesa è nata con questo organo e quindi questo organo deve rimanere qui perché è parte della chiesa. E a volte quando c'è più preoccupazione per il cambiamento, quando dei cambiamenti suscitano l'ira, la diffidenza, la mancanza di desiderio di far parte, di sostenere il cambiamento, ovviamente chiaramente stiamo parlando di cambiamenti sani, questo focalizza l'attenzione sul cambiamento e non sul Vangelo e quindi ci fa perdere di vista l'obiettivo della Chiesa, che è partecipare all'opera di evangelizzazione per trasformare le vite. Non faccio segreto che 5-6 anni fa fare una diretta su un social network come YouTube era visto come qualcosa di abominevole per alcuni delle vecchie generazioni. Oggi siamo costretti a farlo e anzi dai messaggi che leggo nella chat ringraziamo il Signore che pur non potendo vederci abbiamo questi strumenti. Questo è un piccolo esempio per dire che tante volte ci preoccupiamo più del cambiamento che del Vangelo. Dio ci aiuti a non essere riversati su noi stessi. Quando una Chiesa è riversata su se stessa c'è ira e ostilità tra i credenti, si preferisce scontrarsi con il fratello o la sorella piuttosto che deporre le armi in favore di agevolare la comunione e la benedizione e l'edificazione dei nostri fratelli. Ma una nota che mi ha un po' addolorato quando tempo fa leggevo questo libro è che in questa ricerca di queste chiese riversate su loro stessi, si notava che c'era apatia nell'evangelizzazione. E mi ha addolorato perché ho scoperto che questo non era soltanto qualcosa di lontano, lo vediamo anche noi. Troppe volte noi vediamo persone che recriminano i loro diritti, che pretendono dal pastore, pretendono dai responsabili delle attività, pretendono dalla Chiesa un certo trattamento, a volte si impongono anche contro certi cambiamenti perché non vogliono cambiare le cose che loro per anni hanno visto buone dal loro punto di vista, eppure quelle persone sono le persone più apatiche nell'evangelizzazione, sono quelle che partecipano di meno, sono quelle che sono meno disposte a venire un'ora prima per aiutare a preparare per esempio per un culto all'aperto, oppure spendere un'ora in più per qualche attività di evangelizzazione. Questo ci fa capire che c'è uno stretto legame tra mettere davanti gli altri, davanti a noi stessi ed evangelizzare, perché evangelizzare significa andare agli altri. E quindi se noi siamo preoccupati di noi stessi, quasi sicuramente noi non sentiremo il peso di portare il messaggio del Vangelo agli altri, perché prima saremo preoccupati di noi stessi. Quasi tutti questi comportamenti denotano l'essere incentrati sulle proprie necessità e le proprie preferenze. Vorrei che la musica fosse quella che piace a me, vorrei che il locale fosse come lo desidero io. Sono arrabbiato perché il pastore non mi è venuto a trovare e non mi ha fatto neanche una telefonata. Non voglio cambiare per nulla la mia chiesa. Il quadro è chiaro di queste considerazioni. Io, come piace a me, la mia visione. Ecco, da un punto di vista biblico invece, essere un membro di chiesa significa essere al servizio della chiesa, essere un servo della chiesa. Significa mettere gli altri al primo posto. Dio ci aiuti a scoprire questo valore importante. Ultimo punto e siamo alla conclusione, come poter mettere in pratica quanto abbiamo considerato fino adesso, realizzando l'ubbidienza che si manifesta avendo la mente di Cristo. Vi leggo un passo che amo, che vedete citato sullo schermo, Filippesi capitolo 2, leggo dal verso 5 al verso 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente,
ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ecco, questo passo che parla dell'obbedienza di Cristo che si è fatto servo si conclude dicendo Gesù Cristo il Signore. Colui che si è fatto servo è ora il Signore. Ecco, se noi vogliamo mettere gli altri al primo posto, noi dobbiamo avere la mente di Cristo, dobbiamo avere un'attitudine che ci spinge all'ubbidienza. Pur essendo in forma di Dio, lui non considerò questo qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, da non rinunciarci. Svuotò se stesso, prese forma di servo, umiliò se stesso, si fece ubbidiente e ubbidiente fino alla morte. Questo è l'esempio da seguire, anche perché Paolo, pur facendoci comprendere la sovranità del piano di Dio, la grandezza di questo Signore che si umilia e poi è sovranamente innalzato, lui parla di queste cose proprio per darci un esempio da applicare. Fate così, abbiate in voi lo stesso sentimento che è in Cristo Gesù, fate così, sia Gesù il vostro esempio. Dobbiamo essere dei servi, dobbiamo essere ubbidienti, dobbiamo mettere gli altri al primo posto. Se essere membri di Chiesa noi lo interpretiamo come rivendicare i nostri diritti, abbiamo frainteso tutto. Il punto di partenza è domandarci che cosa possiamo fare noi per la nostra Chiesa. Soltanto allora noi scopriremo la gioia di essere gli ultimi. Qualcuno dice: che gioia ci può essere nell'essere ultimi? Beh, facciamolo e noi scopriremo quanto è vera la verità che Cristo Gesù rivelò all'Apostolo Paolo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ora, se ci vogliamo prendere l'impegno di non imporre i nostri desideri alla Chiesa, ma essere gli ultimi per mettere gli altri al primo posto, dobbiamo sapere anche che è un impegno non da poco. L'autore conclude questo capitolo con un avviso. Voglio avvisarvi, non passerà molto tempo dopo che avrete deciso di impegnarvi in questo proposito, che vi troverete faccia a faccia con fratelli la cui attitudine non si avvicinerà, ahimè, nemmeno lontanamente a quella di Cristo. Ti diranno che la musica non va bene, ti diranno che la predica non va bene, ti diranno che il pastore non va bene, ti diranno che le cose in chiesa non vanno bene, ti diranno un sacco di altre cose di questo tipo. Beh, se tu ti prendi l'impegno di servire la Chiesa, tu devi servire anche questi fratelli, queste sorelle. Ti sei impegnato a servire anche questi membri petulanti e insopportabili. Beh, anche questo fa parte dell'impegno. Ora, se ci vogliamo prendere questo impegno, scopriremo la gioia grande che il Signore ha riservato. Quando pensiamo di non volerci più sacrificare per gli altri, invece dobbiamo ricordarci della croce. Soltanto quando saremo sopraffatti dall'amore immeritato che Gesù ha riversato per noi, quell'amore che lo ha spinto a sacrificare tutto per salvarci, compresi anche i suoi, tra virgolette, gusti, allora noi saremo in grado di fare lo stesso per gli altri e questo ci permetterà di vedere le cose nella giusta prospettiva. Quindi questo terzo capitolo si conclude così, un bell'impegno per noi, ma con una promessa, che c'è una gioia grande per quanti decideranno di spendersi per l'opera del Signore. Concludiamo così questa sera questa meditazione, ritenendola nel nostro cuore. Vogliamo mettere davanti gli altri perché possano essere serviti da noi, dal nostro operato,
con buoni sentimenti, e sicuramente in questo noi manifesteremo la bontà del Signore. Concludiamo così. Fratelli, vi saluto caramente, se Dio vorrà ci sentiremo ancora domani e poi ancora domenica per l'incontro con la parola alle ore 11, poi alle 16:30 e poi tutta la giornata come giornata di preghiera nazionale. Continuiamo a pregare gli uni per gli altri. Fratelli, vi voglio bene nel Signore, continuiamo a sentirci parte del corpo del Signore anche se siamo fisicamente lontani, e il Signore sicuramente farà in modo che questa benedizione che Lui ha riservato per la sua Chiesa possa essere sentita nei cuori di ciascuno di noi ancora nelle nostre case. Dio ci benedica.